Andiamo, andiamo. 26 giugno 2009. Il Parco Naturale Dolomiti Friulane diventa patrimonio mondiale dell'umanità. Il riconoscimento dell'UNESCO rivela al mondo un territorio tra i più affascinanti e sconosciuti delle Alpi. Appartato universo di selvaggia bellezza. Situato nel nord-est d'Italia, tra i corsi superiori del Tagliamento e del Piave, il parco è la più vasta area protetta del Friuli Venezia Giulia. 37.000 ettari di wilderness e biodiversità favorite dalla scarsa presenza umana e dai grandi dislivelli. Dai 400 metri ai piedi del massiccio del Monte Raut ai 2700 della Cima dei Preti. Natura allo stato puro, che accoglie ambienti straordinari come i remoti canali della Val Tramontina, con i laghi di Selva e del Ciul, le boscose convalli dell'Alta Valcellina e dell'Alta Val Tagliamento, segnate da cascate e da forre, e solcate da torrenti smeraldini, i pascoli degli altopiani alpini e le improvvise muraglie dolomitiche delle Dolomiti Friulane. Spazi estesi, spazi profondi, estreme solitudini. In questo angolo incontaminato d'Europa, scorci di rara preziosità si conquistano con lente ascensioni in paesaggi di raro silenzio. Tesori nascosti, gemme al contempo intime e monumentali. Un mondo caotico e primordiale. Imponenti erosioni e drammatiche fratture. Forme scolpite dall'acqua e sfogliate dal tempo. Isolati slanci e guglie infinite. Un mondo arcaico calpestato dalla preistoria, come ancora testimoniano le impronte di dinosauro di Casera Casavento. Un mondo poetico, aspro e talora inquietante, che ha ispirato sentite pagine di grandi scrittori come Dino Buzzati, Claudio Magris, Mauro Corona, e che è quasi preannunciato dalla vicina riserva naturale Forra del Cellina, canyon tra i più impressionanti di tutte le Alpi. Qui la natura si esprime con forza silenziosa, come il solitario campanile di Val Montanaia, l'urlo pietrificato di un dannato.
Nel Parco Naturale Dolomiti Friulane, varietà ambientale e isolamento hanno favorito e mantenuto un'eccezionale ricchezza floristica, con specie pregiate ed endemiche, ricercate da secoli dai botanici europei. Lontana dalla montagna firmata, la natura perpetua i suoi riti. Acque purissime ospitano i tuffi del merlo acquaiolo. Qui, nel regno incontrastato dei tetraonidi, è possibile assistere alle parate amorose dei galli cedroni. E frequente è l'incontro con le marmotte in vedetta. Il parco accoglie tutti gli ungulati delle Alpi, con una straordinaria concentrazione di camosci e una consistente colonia di stambecchi in continua espansione. Una natura che va conquistata in punta di piedi, inseguendo le orme ricomparse dei grandi carnivori, o accompagnando con lo sguardo l'alto volo dei rapaci, dai maestosi grifoni alle aquile, simbolo del parco, e presenti in ogni vallata con una coppia nidificante. Ai margini di questo delicato universo, come sentinelle di pietra, vigilano antichi borghi rurali che coltivano nei loro vicoli silenziosi una rinnovata speranza di rinascita. I paesi presepio della Val Colvera. Le solide case clautanee tramontine. I nidi d'aquila di Erto e Casso. Gli articolati ballatoi di Andreis. Le case stalle di Forni di Sopra e Forni di Sotto. Architetture spontanee, ruvide e materne, che abbracciano il territorio del parco come un arcaico cerchio magico. Il passato protegge. Il passato ammonisce. Sembra ricordare la diga del Vaillant. La più alta diga d'arco del mondo, nel 1963, prima della grande tragedia. Oggi un monumento al fragile rapporto tra uomo e natura. Sull'orlo di una memoria, spalancata verso una nuova visione di futuro. Quella che da sempre sostiene e ispira i progetti del Parco Naturale Dolomiti Friulane. Valorizzare un turismo a basso impatto ambientale e ad alto tasso di gratificazione ecologica. Offrire servizi essenziali con 250 km di sentieri, aree picnic, foresterie, rifugi gestiti e bivacchi attrezzati. Creare e rinnovare una ricca e rispettosa cintura informativa costituita da sentieri didattici di facile accesso e da centri visita tematici con laboratori creativi ed esposizioni virtuali interattive, dove la magia del gioco si intreccia con l'opportunità di conoscenza. Contribuire al mantenimento di valori, tradizioni, manufatti dell'economia storica locale. Promuovere percorsi innovativi, costruiti con materiali e strutture ecocompatibili. Questo spirito
ha permesso negli anni di sviluppare e aggiornare proposte turistiche su misura di alta qualità. Dall'escursionismo naturalistico al wild trekking. Dagli sport tradizionali a quelli estremi, come alpinismo e canyoning. Dal turismo scolastico a quello culturale e gastronomico, con la riscoperta e la valorizzazione degli autentici sapori di una volta. Un parco per tutte le stagioni, con poli invernali di grande fascino e richiamo come Forni di Sopra e Cloud, posti ai margini dell'area protetta e attrezzati per una piena immersione nella neve. Per tutti, l'opportunità di un intenso contatto con una natura incontaminata che diventa autentica esperienza dei cinque sensi. Per i più fortunati, l'occasione di risvegliare il sesto senso, di oltrepassare la soglia invisibile di quei boschi magici dove gli alberi parlano ancora agli uomini e dove ogni giorno si rinnova il mistero del silenzio. Andiamo. I folletti non vivono nelle case degli uomini. Stanno bene nei boschi, tra le rocce, nelle vecchie baite, nelle radure. Ed è lì che bisogna cercarli.